Bentornati a Focus TG, stiamo parlando ormai da questa mattina di quello che sta vivendo il Veneto dopo l'attivazione dei decreti che hanno trasformato tutta l'Italia in una grande zona rossa e siamo andati a vedere anche come si sta vivendo in queste ore in provincia questa situazione stranissima. Qui nessuno di noi era davvero pronto. Andiamo a Bassano del Grappa, andiamo a vedere il centro storico di questa bellissima cittadina com'è oggi. Dopo il recente decreto stiamo andando a Bassano per capire se c'è movimento, se non ce n'è, che cosa è cambiato da ieri sera. Sono quasi le 6, quindi andiamo anche a vedere i bar se effettivamente rispettano il nuovo decreto, ovvero tutta l'Italia in zona rossa, e se stanno abbassando le loro saracinesche, ma soprattutto vogliamo andare in centro per capire Bassano del Grappa al tempo del coronavirus e di questa nuova disposizione, se effettivamente è una Bassano rossa come tutta la zona d'Italia, e soprattutto se i bassanesi hanno recepito quelle che sono le disposizioni. Come potete vedere il traffico c'è, è un traffico sicuramente meno sostenuto che non in tempi normali alle 18, però vogliamo capire in centro cosa sta avvenendo. Sono 4 minuti passate le 6. Alle 6 abbiamo tirato giù le serrande e abbiamo chiuso come da ordinanza. Hai dovuto mandare fuori i clienti? No, già c'è poca gente di per sé, ma tutta la giornata è stata tranquilla. Bassano si adegua a quelle che sono le esigenze e sperando che tutti quanti rispettino queste ordinanze. Quindi voi siete contenti di questa chiusura alle 6? Chiusura, non è che sei contento, perché se non lavori hai le spese fisse tutti i giorni, non è che siamo contenti, però se serve per arginare e fermare questa epidemia si fa. Salve, un caffè lo possiamo prendere? No, mi dispiace perché sono le 6 e devo chiudere. La gente oggi c'è stata? Zero. Quindi insomma chiudere alle 18 è come aver chiuso anche prima? Conviene chiudere prima, conviene direttamente tenere chiuso. Secondo lei converrebbe tener chiuso? A questo punto sì, forse è la soluzione migliore. Bene, da piazza Garibaldi stiamo andando in piazza Libertà, quindi c'è un po' di curiosità. Piazza Garibaldi praticamente deserta, eppure sono da poco passate le 18. Vediamo che scenario si apre andando appunto in piazza Libertà, ed eccolo, forze dell'ordine, polizia locale, e praticamente deserta. Questa è una Bassano di martedì sera, deserta, con i caffè chiusi, come da decreto, ultimo decreto del governo che impone la chiusura appunto di bar, pub e ristoranti a partire dalle 18, e questa è la conferma che insomma è stata recepita almeno dagli esercenti, giustamente, quella che è l'imposizione da parte di un decreto ministeriale. E lei è un esercente a spasso, come mai? Una sua pizzeria? Ho appena chiuso, ho eseguito gli ordini. E come trova questa misura? Non lo so neanche io, eseguo gli ordini, poi staremo a vedere cosa succede. Ecco, ma oggi per esempio l'afflusso di clienti a mezzogiorno? Era pochino. Ecco, prima di là avevo intervistato un altro esercente, il quale diceva a questo punto chiudiamo dalla mattina alla sera, forse per qualche giorno. Direi di sì. Potrebbe essere un'ottima idea? Sì. Forse ci sono più costi a tenere aperto per un po' che non... Sì, direi proprio di sì, confermo tutto. Bar chiusi? Sì, bar chiusi, ci siamo rimasti in pochi, sì. Siamo usciti oggi, mi sembra, perché tutti non avevano un granché da fare, però saremo fuori da un'oretta, ora torniamo già a casa. Senti, ma il fatto di non essere in assembramento perché potrebbe essere contagioso, voi cosa ne pensate? Vabbè, è giusto prevenire più che curare. Ma bisognerebbe stare a 1 metro di distanza? Infatti. Bar da Leone, chi l'avrebbe mai pensato? Chiusura alle 18. Bene sì,
una situazione pericolosa e speriamo che si risolva presto. Che sensazione ti ha dato oggi la chiusura alle 18, cioè dover mandar via tutti dicendo signori sono le 18, si chiude? Ma guardi, io preferirei che lo Stato ci desse uno stop già dal mattino, nel senso che se serve comunque nella collettività chiudere tutti insieme per debellare prima il virus, ben venga. Tu sei fuori in questo momento a camminare, una Bassano deserta praticamente, però porti la mascherina. Bisogna prevenire è meglio che curare. Quindi tu la porti perché in realtà? Hai paura di contagiare gli altri o di essere contagiato? Contagiato. Vi vedo talmente belli, mano nella mano, il metro di distanza, tutte queste regole. Allora diciamo una cosa, che se qualcuno ascolta anche la televisione, no? Dicono anche che andare fuori a fare una bella camminata dove non c'è l'assembramento di gente e confusione, si può andare tranquillamente. Mi sto gustando Bassano come facevano anni fa, che mi stavo 6 mesi per gustarmi Bassano il mattino. Bellissima. E non c'ho le biciclette che rompono le scatole. E adesso andiamo a Merlara in provincia di Padova, dove all'interno di una casa di riposo un ospite è risultata positiva al coronavirus ed è stato applicato il protocollo che entra in azione immediatamente in questi casi. È venuta a fare i tamponi a tutte le persone che erano rimaste dentro, sia gli operatori, che erano circa 14, sia agli ospiti. L'hanno fatto ieri mattina in una tranche e stamattina presto l'altra tranche. Ecco, a presto sapremo un po' l'esito e quindi in base all'esito unitamente all'USL si provvederà a ricercare soluzioni migliori affinché non si diffonda il contagio. La casa di riposo Scarbignana a Merlara è blindata, all'interno 72 ospiti anziani e 14 operatori. Un'anziana è stata ricoverata domenica a Schiavonia ed è risultata positiva al coronavirus. Oltre a lei ci sarebbe anche un altro ospite ricoverato in ospedale. Sembra che la notizia positiva sia che non ci siano dipendenti, quelli finora analizzati. Nessuno è contagiato. La preoccupazione è tanta vista l'età delle persone ospitate. Al momento la situazione è sotto controllo e i pasti sono garantiti nonostante l'isolamento. Allora, torniamo a parlare del contraccolpo economico, della spallata fortissima che l'emergenza coronavirus ha dato al comparto produttivo, commerciale ed economico in generale del Veneto, perché i danni sono tanti e la situazione si sta facendo davvero grave. Sicuramente si risolverà e sicuramente noi siamo più forti di questa cosa qui, ne stiamo pagando un duro prezzo. Il ristoratore del Coneglianese Alberto Stocco lo dice chiaramente: questa grave crisi sanitaria avrà conseguenze pesantissime sull'economia del territorio, ma ribadisce ora anche per i locali, i negozi e le aziende la priorità è contribuire a contenere il propagarsi del virus. Abbiamo comunque deciso di tenere aperto la struttura per dare un servizio a quei pochi o quei tanti avventori che nei prossimi giorni arriveranno. Questo lo terremo in piedi sicuramente fino al giorno 2 aprile e quando scadrà questo decreto, per poi vedere come saranno gli sviluppi. Non è sicuramente un momento facile, però vogliamo dare un segnale anche positivo e come sta girando oggi sulle hashtag un po' di tutto il territorio, non solo, noi ce la faremo. Occorre fare i conti con una situazione in continua evoluzione e prendere via via le decisioni più opportune, così si stanno muovendo le aziende anche nei confronti dei propri dipendenti. C'è chi sta pensando o chi l'ha già fatto, soprattutto aziende nel settore della ristorazione, delle strutture ricettive, locali, bar, che ovviamente sono oggetto delle restrizioni più pesanti. Altri stanno pensando, ci chiedono cosa è meglio fare. È chiaro che la risposta nostra è: facciamo quel che serve nei limiti anche di ciò che è permesso per limitare i danni. Quello del turismo, il primo fronte a soffrire. In questa agenzia di viaggi di Montebelluna tutto fermo sul fronte prenotazioni. La perdita economica è molto grave, infatti io spero che le autorità diano un aiuto concreto alle piccole e medie imprese, non solo del turismo. Tour operator che lavorano comunque per gestire l'emergenza di chi non può più partire o fatica a rientrare. È di queste ore la decisione di Ryanair di sospendere fino all'8 aprile i voli interni da e per l'aeroporto di Treviso. La maggior parte dei tour operator sta congelando gli importi della vacanza prenotata
sotto forma di buono, di voucher. Questa politica la stanno adottando anche la maggior parte delle compagnie aeree di linea. La situazione più grave dove le autorità dovrebbero, secondo noi, intervenire riguarda le compagnie aeree low cost. Per loro, se il volo è operativo, il cliente non ha diritto a nessun rimborso. Questo è grave perché va contro quello che è il regolamento che c'è in questo momento. E in queste ore si sta parlando proprio della possibilità di un blocco totale delle attività, quindi di imprese, aziende, uffici, negozi, con eccezione naturalmente di alimentari, farmacie e altre strutture vitali. E ne abbiamo parlato anche con Confartigianato per capire qual è il punto di vista delle associazioni di categoria. Un'eventuale chiusura in qualche modo potrebbe però abbattere anche i costi delle aziende che adesso magari continuano a lavorare, cercano di lavorare, ma si trovano di fronte anche dei muri, difficoltà di esportare, difficoltà di mandare i tecnici ancora, confini che si chiudono addirittura. Non può esserci una decisione o una valutazione a taglia unica, perché ci sono dei settori che se chiudessero, faccio riferimento per esempio a ristoranti, che se chiudono credo abbiano soltanto dei benefici, perché tenere aperto in questo momento non avendo clienti in sala sicuramente i costi superano di gran lunga i ricavi. Ci sono degli altri settori come le produzioni della metalmeccanica che hanno committenti in giro per il mondo che chiudendo avrebbero sicuramente dei danni, perché scatenerebbe la concorrenza internazionale di paesi che non hanno questa emergenza con questa gravità e il committente straniero dice sai cosa c'è, vado in Spagna che in Spagna mi producono la stessa roba tua e quando hai perso questo cliente non lo ritrovi più. Io credo comunque, ripeto, che quello che ha detto il Presidente Zaia sia assolutamente condivisibile, ci dobbiamo mettere nelle mani di chi sta lavorando in prima linea, perché sentirci dire che i primari di rianimazione devono scegliere fra intubare un 60enne o un 45enne, io credo che chi deve decidere a questo punto è veramente in una situazione di estrema difficoltà, per cui credo che in questo momento, se ci sono degli obiettivi che hanno a che fare con l'economia o con la salute pubblica sia al primo posto. Ecco, finora abbiamo visto immagini di piazze deserte, di persone in difficoltà, associazioni di categoria che guardano al futuro con un po' di apprensione e adesso abbiamo il messaggio di Giancarlo Gentilini che cambia decisamente marcia, dice ce la faremo. Carissimi cittadini, vi supplico di applicare pedissequamente tutte le disposizioni governative, perché siamo di fronte ad una calamità mondiale e quindi dobbiamo trovare in noi tutte le forze per resistere e per dare un futuro ai nostri figli e ai nostri nipoti, altrimenti cala sulla nostra civiltà la morte e io non voglio, bisogna vivere e vincere, mi raccomando. Questo è un suggerimento e una supplica dell'ex sindaco di Treviso Giancarlo Gentilini. E dall'ex sindaco di Treviso all'attuale sindaco di Padova che con toni diversi ma contenuti altrettanto validi invita i cittadini ad affrontare questo periodo in modo fermo, deciso. Cari padovani, non ce la faremo, ne sono certo, però bisogna che tutti ci aiutate, dobbiamo essere coesi, dobbiamo essere uniti, solo così ce la caveremo e risorgeremo ancora più forti di prima. Io sono certo che Padova ce la farà, col nostro impegno, con la vostra volontà, col nostro voler fare comunità, sicuramente col vostro aiuto, le istituzioni possono fare qualsiasi cosa, tante cose, ma senza il vostro aiuto non ne andiamo fuori. Bisogna che vi impegnate tutti quanti a aiutarci. La nostra priorità è sconfiggere il virus, non abbiamo altre, poi penseremo a tutte le altre cose. Nei limiti del possibile, più stiamo a casa, meglio stiamo per la nostra comunità e per noi stessi. I sacrifici che avremo oggi potranno salvare molte vite, per cui va da sé che fare questi piccoli sacrifici è un investimento per il nostro futuro. È importante fare quei piccoli gesti, queste piccole cose, tipo lavarsi le mani, tipo mantenere la distanza, è importantissimo.
Ognuno di noi, facendo queste piccole cose, può limitare il contagio. Vi prego veramente, attuate tutte queste piccole cose. Chiaramente bisogna avere rispetto delle fragilità degli anziani. Io chiedo veramente aiuto a tutta la comunità per proteggere e difendere questa categoria, perché vi ricordo una cosa, se noi abbiamo questa qualità di vita oggi, lo dobbiamo tantissimo a loro, per cui sia sotto l'aspetto sociale, sotto l'aspetto umano, dobbiamo difendere questa categoria. Per cui chiedo aiuto ai giovani in particolare maniera, bisogna essere tutti quanti solidari. È un momento difficile. Molto difficile, però in qualche maniera dobbiamo venire fuori, non cerchiamo, dobbiamo venire fuori. Informatevi solo sui siti ufficiali, fidatevi solo di canali ufficiali, non badate ad altre cose. Ecco, naturalmente le informazioni che forniamo noi ai nostri telespettatori arrivano tutte da canali ufficiali e i consigli su come affrontare al meglio questa emergenza potete trovarli anche sulle nostre pagine Facebook dove ci sono dei video che spiegano ricavati da quelle che sono proprio le informazioni della regione e delle istituzioni come gestire al meglio, come curare le pratiche quotidiane per evitare ogni rischio di contagio. Per quello che riguarda invece l'ULSS, l'azienda sanitaria delle Dolomiti, del Bellunese, è stato attivato questo numero, il numero che potete vedere in sovrimpressione 0437 514343, che è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 e l'azienda sanitaria ha ampliato gli orari di risposta di questo numero di telefono dedicato proprio all'informazione riguardante l'emergenza coronavirus. Naturalmente sono attivi anche gli altri numeri, quello regionale e quello nazionale che è il 1500. Adesso continuiamo il nostro giro dei direttori generali per sentire la situazione a Vicenza con Pavesi. Stiamo reggendo, allora è indubbio che negli ultimi giorni assistiamo a un incremento dei casi che noi tamponiamo e ovviamente diagnostichiamo come positivi. E quindi questo ovviamente ci pone in una situazione sempre di maggiore allerta e di maggiore attenzione. Devo dire che se vogliamo trovare un dato positivo è che ancora nella stragrande maggioranza dei casi sono tutte persone che noi possiamo rimandare a domicilio, mettere a sorveglianza attiva domiciliare e quindi seguite dai servizi direttamente a casa. Per il momento abbiamo ancora spazi sia nell'ambito delle terapie intensive che nell'ambito dei letti di malattie infettive. In questo momento, come le dicevo, noi ne copriamo sostanzialmente il 30% della nostra potenzialità, quindi riteniamo ancora ragionevolmente di essere in grado di sopportare anche un'ulteriore possibile ondata. Certo, se incominciassimo ad arrivare a un 70-80% dovremmo mettere in campo quelli che sono i cosiddetti piani C o D, che ci sono anche quelli, che però onestamente io mi auguro di non dover attivare. Il paziente oncologico, il paziente che ha bisogno di un intervento urgente, il trauma viene ovviamente preso in carico e trattato con le tempistiche che merita all'interno dell'ospedale. Diverso è il ragionamento sugli interventi cosiddetti di elezione, cioè sostanzialmente rimandabili, e su tutta quell'attività ambulatoriale che non è strettamente necessaria. Ma anche lì devo dire che la gente arriva prima di noi. Oggi noi assistiamo nel nostro nosocomio a un calo delle prenotazioni per visita ambulatoriale che si aggira intorno al 40%. Avete richiamato in servizio altre persone? Non siamo ancora arrivati a richiamare, come si dice, i riservisti, ancorché la legge ce lo consenta, lo stiamo valutando. Abbiamo un elenco di persone che alla bisogna potrebbero essere richiamate. In questo momento non siamo ancora a questo livello. Oggi c'è stato un vertice del prefetto di Vicenza, Pietro Signoriello, con tutti i sindaci della provincia, naturalmente in videoconferenza. Vertice maratona in videoconferenza del prefetto con i sindaci del Vicentino, 6 ore in cui in 5 sessioni il prefetto di Vicenza Pietro Signoriello ha dipanato i dubbi interpretativi dei primi cittadini in merito all'ultimo decreto governativo che ha trasformato tutto il paese in zona arancione.
Diversi i quesiti posti, tra questi uno controverso è quello dei locali da asporto, pizzerie e quant'altro. Vanno equiparate alle altre attività di ristorazione, per cui alle 18 sono chiuse. Ciò non toglie che pur con l'attività al pubblico chiusa alle 18, chi ha la capacità di gestire consegne a domicilio può continuare, quindi può proseguire la produzione di quel genere che produce, la pizza piuttosto che altro. Ma dovrà organizzare la consegna attraverso personale o piattaforme, mantenendo il metro di distanza alla consegna. Mantenere le distanze, uscire solo per motivi di lavoro, di salute o di stretta necessità, il che mette in evidenza un altro aspetto che è stato chiarito. È vero che gli esercizi commerciali sono aperti, ma io se vado fuori perché sto andando a comprare qualcosa, ma devo comprare generi di prima necessità, e non solo, non è che lo posso fare dovunque, perché se noi dobbiamo accettare l'idea che più si sta in casa più riusciamo a rallentare, addirittura a bloccare, a isolare la diffusione del contagio, allora poi ci dobbiamo porre un tema che è quello della prossimità. Io mi muovo nei miei contesti di vita, non è che vado a fare la spesa a 30 km di distanza. Tra gli altri quesiti posti dai primi cittadini, la possibilità di uscire per passeggiare. Nessun problema per il runner o chi porta a fare i bisogni il proprio cane, ma... Un sindaco mi ha detto: ma io ho il parco pubblico dove vanno le mamme perché portano i bambini perché non sanno dove portarli. Allora, se ci sono comportamenti del genere, sono comportamenti irresponsabili di chi non ha ancora capito che cosa stiamo vivendo. Un monito infine a chi volesse fare il furbo. Nell'immediatezza è chiaro che l'attività di controllo, ma dico solo nell'immediatezza, sarà un'attività anche preordinata a orientare. Dopo, se c'è chi non vuole sentirne ragioni, ne pagherà le conseguenze. Facciamo una breve pausa, ci vediamo qui fra pochissimo.